Ciao ragazzi, oggi parliamo di raccolte delle olive decembrine e sapete perché? Perché caro Daniele, dobbiamo dire che fa un certo effetto vedere la neve là sullo sfondo e i nostri amici che raccolgono le olive, ma è una cosa che si fa abitualmente questa? Noi è la nostra tradizione, cerchiamo di tenere gli oliveti, quelli più alti, quelli su nelle colline più esposti ai venti, alle intemperie, li teniamo per ultimi. E questi perché? Perché con lo sbalzo termico della notte che va a -5 e di giorno che va a +15, perché siamo qua con la camicetta, certo. alle 11 della mattina a raccogliere l'oliva. Cosa vuol dire? Che questo sbalzo termico mi crea una ricchezza di profumi e di aromi che non ha eguali. E questo noi lo chiamiamo l'olio dicembrino. È un olio che secondo me è l'apoteosi dei profumi e gli aromi, ma nello stesso tempo dell'equilibrio che Madre Natura ci dona con questa oliva così delicata, perché appena che la tocchi si stacca. Dobbiamo essere molto attenti a raccoglierla e non guastarla con le pinze, e poi deve essere lavorata immediatamente al frantoio, che poi andremo a vedere. Vedi Stefano? Sì. Noi qua le olive sono leggermente avvizzite, ma vedete che sono ancora abbastanza verdi, violacee. Se io prendo questa oliva qua, ha perso leggermente l'acqua interna, ma all'interno si è arricchita di profumi e di aromi. Questa è ricca di olio ed è veramente un'eccellenza che Madre Natura ci offre a dicembre. Ricorda un po' l'uva appassita, l'uva lasciata in tralcio da appassire. I grandi vini sono quelli più appassiti, l'Amarone insegna, e noi vogliamo utilizzare determinate tecniche per poter lasciare l'oliva sulla pianta fino all'ultimo e raccoglierla direttamente e lavorarla direttamente con l'impianto. Solo così otteniamo dei grandi oli di altissima qualità. Naturalmente abbiamo delle basse acidità, un elevato contenuto di polifenoli, di sostanze antiossidanti, e non solo, ma l'acido oleico supera 75 abbondantemente. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'olio è ricco, è pieno, è corposo, è fragrante. Naturalmente non sarà freschissimo come le prime olive, ma ha quella unicità, quell'armonia di profumi e aromi che non ha eguali. Dove siamo esattamente qui, Daniele? Qui siamo tra uno dei nostri oliveti più alti d'Italia. Siamo ai piedi del Parco Naturale della Lessigna, ai piedi del Baldo, e siamo all'inizio del declivo dei Monti Lessini. Quindi a altezza più o meno? Siamo intorno ai 600-650 metri sul livello del mare, e questa è la vera natura che ci esprime in questa oliva. Che condizioni climatiche ci sono qui? Abbiamo delle condizioni molto avverse, ma abbiamo anche un clima molto più fresco e quindi andiamo incontro a quello che è il cambiamento climatico. Riusciamo ad avere delle fioriture molto più copiose e riusciamo anche a un attecchimento dell'oliva stessa. Come vedete, guardate che carichi che sono. Questi sono i veri olivi, questi hanno 15 anni, ma sono olive cariche di quest'anno. Che belle, e sono bellissimi da vedere, perché ci dà ci fa capire quanto Madre Natura ci permette di poter far crescere le olive anche in aree dove qualche decennio di anni fa non si poteva pensare, certo. non si pensava. Tu l'hai voluto questo impianto, un impianto particolare per una produzione, immagino che sia anche limitata. Sì, le abbiamo voluto perché siamo in continua evoluzione, siamo quelli che sperimentano, siamo la gente della campagna che vuole andare incontro a questo cambiamento climatico, ma che non demorde, continua a progredire, e non volevamo utilizzare varietà che vengono dall'estero, vogliamo utilizzare le nostre varietà. Sì. Allora dovevamo cambiargli la location, e quindi le abbiamo portate a 400 metri sopra il livello del mare. Cosa vuol dire? Che di solito l'olivo stava nei 200-300, noi l'abbiamo portato a 600, 400 in più. Con le stesse varietà? Con le stesse varietà. Grignano, Favarolo, Leccio del Corno, Lecino, Frantoio e Pendolino sono le varietà per eccellenza che compongono la nostra fragranza di tutti i nostri oli italiani e denominazione d'origine. Quindi questo veramente è, con mano tocchiamo quello che è l'essenza della scelta varietale, della scelta coraggiosa che i contadini fanno, e io in primis da imprenditore agricolo voglio dare come impulso alla mia azienda, a Redoro, perché deve essere stimolo per tantissimi altri produttori agricoli. Però io so che c'è anche una dedica affettiva a questo oliveto. Sì, noi lo chiamiamo
Maramore, lo chiamiamo polenta e salame. Siamo nell'oliveto veramente dove ci abbiamo lasciato il cuore, perché ogni pianta è stata piantata con amore, con cura, ma che qualcuno diceva impossibile che vai a piantumare la sua polenta e salame su nel lavelletto. Cioè, polenta e salame perché qui c'è un locale, C'è un'osteria molto dedicato al polenta e salame, ma che voglio dire, questo era veramente il posto più impervio della Lessinia e siamo riusciti a ricreare un oliveto meraviglioso che sta producendo e che dà questa primizia, che noi lo chiamiamo il dicembrino, e che diventa, non è una primizia dei primi di novembre, ma è un unico valore aggiunto che abbiamo in questo olio, perché profumi e aromi così di alta quota non se ne sentono veramente, difficilmente si sentono in giro. assolutamente. E poi questo oliveto lo dedichiamo a Gregorio Mario, che è il piccolo È tuo figlio? Esatto, è il piccolo della nuova generazione Redoro, e che sia di esempio per la tenacia e per l'olivicoltore che non demorde mai. È quello che va contro anche le avversità atmosferiche e che continua nel suo lavoro imperterrito. Questo è il vero valore aggiunto che dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni. Beh, insomma, Stefano, eh, guarda che colore, eccezionale. guarda che intensità. Bellissimo, La bellissimo. densità di un olio Eh. significa anche questo, sbalzo termico e Aromi concentrati. tenace. Sentiamo, tenace. sentiamo. Adesso prova a sentire un po', senti. Senti che Beh, profumo. veramente è diverso, posso dire questo. Adesso possiamo dire che facciamo una degustazione alternativa. Eccola Vabbè. qua, eccola qua. Eh. Come un amarone, ma con l'olio dicembrino. Beh, fantastico, Guarda, fantastico. guarda che roba. Dimmi se Bellissimo. non è un mangia e bevi. Ma però vedo anche il pane a proposito di mangiarli. Sto giro ti è andata anche bene. Ecco, visto? Ma allora potremmo... Prima sorseggiamo, va bene. Sembra quasi le spezie di montagna, i vero? profumi di montagna. Ci sono Senti tutti. che caratteristica, senti che abboccato, senti che C'è un erbaceo e un piccantino. con l'intensità. Questo è un toccasano, un giorno di vita in più, Davvero? un giorno di vita in più. Adesso facciamo così. Ah, però adesso... Eccolo qua. Io credo Questo che il pane è- caldo con l'olio, tra l'altro appena spremuto, sia una delle cose più genuine e più buone che esistano. Daniele, facciamo cin cin. Cin cin. E E buon olio dicembrino a Che tutti. bello. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Il tempo deve finire qua, insomma. Cin cin. Cin. Mm.